A 6 mesi dall'incontro di Battaglia Terme nel Padovano, il 26 ottobre scorso, si è costituita come associazione non a scopo di lucro la Galleria dei Carrozzieri, che si propone di tutelare gli interessi dei soci e di svolgere attività di sviluppo, ricerca e studio in merito a problemi di carattere generale della categoria. Galleria dei Carrozzieri consiste in una cosa molto semplice, di raggruppare una serie di carrozzieri e farli lavorare come lavora un grosso gruppo sotto un brand, che il nostro brand è Galleria dei Carrozzieri. Vogliamo lavorare tutti quanti riconoscendosi dentro a un brand. La federazione si rifà alla figura di Ferruccio Lamborghini, che nel pieno della crisi è stato d'esempio per tanti giovani che vogliono essere protagonisti con la fiducia di chi è consapevole di dover ripartire. Un'importante iniziativa soprattutto per quei carrozzieri, per quei professionisti, per quegli artisti che hanno deciso di associarsi in qualche modo per offrire una vera e propria galleria, capacità professionale da saper dare all'utenza in un momento di crisi economica, ma anche il saper affiancare le istituzioni locali per dare servizi ulteriori, esaltando le professionalità che il nostro Veneto sa esprimere. Un'idea nata nel Padovano che ora si sta estendendo anche ad altre province venete. È un segno importante perché è proprio nel momento di crisi che le menti e le braccia si uniscono per pensare al futuro, si uniscono però per pensare alla qualità. Mi sembra che le persone ci diano fiducia in tutto ciò, nel nostro progetto, e penso che vedendo il momento di crisi che c'è, hanno capito che alleandosi si riesce a fare qualcosa di più che restando sempre da soli. Sabato 17 dicembre è già previsto il primo appuntamento con La Carrozzeria, arte della meccanica, presso il Ferruccio Lamborghini Museum, ad Osso di Ferrara. Il programma prevede, dopo il saluto di Fabio Lamborghini, gli interventi di Mauro Possanza, Fulvio Minelli e lo stesso Armando Colacicco. Con il signor Fabio Lamborghini è stata un'ispirazione anche, come ho letto prima nel discorso, loro vengono da una storia difficile, subito dopo guerra c'era una grossa crisi e noi siamo su un momento di crisi difficile perché non seguiamo un modello già vincente che è quello del marchio Lamborghini. Ovviamente al termine dell'incontro la visita guidata al museo.